Ciao a tutti, io sono Carlo e vi do il benvenuto all'ultimo episodio della prima stagione di Senza Lattosio. Come sempre, prima di iniziare, però vi invito, se vi piace quello che faccio, a iscrivervi al canale YouTube, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità e seguirmi nelle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok. Lui è un longevity coach, aiuta le persone a vivere meglio attraverso il miglioramento delle proprie abitudini. Do il mio benvenuto a Giovanni Cugutu. Ciao Carlo e ciao a tutti gli spettatori e ascoltatori, suppongo. Ciao Giovanni. Siamo un podcast. Grazie per essere qua, sono veramente felice che sei qui ospite a chiudere questa prima stagione di Senza Lattosio. Beh, per me è un onore, mi hai scelto come ospite finale. Sarà che abbiamo fatto qualche allenamento assieme, ci voleva, dai, per riprendere. È vero. Noi ci conosciamo da qualche anno. Parecchio. Sei stato per un po' di tempo il mio dentista. Anche. Però adesso ti occupi di tutt'altro. Sì, diciamo non proprio di tutt'altro, l'ambito è sempre quello della salute. Ho ampliato un pochino il mio bacino d'utenza, nel senso che prima venivano le persone che avevano bisogno di migliorare la propria salute orale, mentre adesso ci sono le persone che vogliono migliorare il proprio stile di vita e quindi si tratta di prevenzione e cura per a 360 gradi. Hai allargato il campo. Sì, ho unito un po' anche le mie passioni, perché la salute sicuramente è sempre stata una delle mie passioni e siamo partiti dalla bocca, adesso invece prendiamo tutto il corpo perché siamo un organismo, quindi un insieme di organi e quindi diciamo che la distrettualità mi stava un po' stretta. Una cosa che ho molto apprezzato è il coraggio che hai avuto, perché sei passato dall'avere comunque un lavoro sicuro, perché comunque sia avevi lo studio di famiglia, lo potevi portare avanti senza problemi, però hai voluto cambiare la tua vita. Sì, diciamo che ho messo in primo piano anche lì la mia salute, prima di tutto, perché mi sono reso conto che il mio lavoro sicuramente è un bellissimo lavoro, però non mi stava dando quelle soddisfazioni e non andava a combaciare con quelli che sono i miei valori e i miei interessi soprattutto. Mi stava un po' stretto e ti dirò, da una parte mi stava anche prendendo un po' di libertà e quindi è stata una scelta, non ti dico che non è stata sofferta ovviamente, però col senno di poi non tornerei mai indietro, ecco, e questo credo che sia la cosa più importante. Beh, questo è fondamentale, assolutamente. Però questo fattore mi affascina molto perché viviamo in un'epoca in cui le persone sono estremamente infelici in quello che fanno. Si lamentano, però allo stesso tempo non cambiano la propria vita. Esatto, è proprio lì che ovviamente con un certo percorso di lavoro su se stessi, perché finché non ci conosciamo bene queste cose non le capiamo, però quando iniziamo a conoscerci e vedere come risponde il nostro corpo, alla fine individuiamo anche quelli che sono i fattori che ci rendono infelici e quindi con un po' di coraggio, comunque un minimo, come dici tu, di azione rispetto al puro vittimismo, allora si ottengono i risultati, perché forse una cosa che nella nostra società diciamo che non siamo tutti sicuri con il posto fisso o comunque con delle professioni che erano un po' stabili come quelle delle generazioni precedenti. Noi abbiamo comunque la possibilità, secondo me, di reinventarci quasi in tutti i momenti della nostra vita e quindi poter cambiare. Diciamo che adesso le opportunità sono sicuramente molte di più rispetto a quelle che potevano essere negli anni '80, per esempio. Beh, certo, conta anche solo la formazione. Prima bisognava fare dei corsi o comunque cercare scuole nelle immediate vicinanze. Oggi con un click del nostro mouse possiamo accedere a un'infinità di informazioni e fare quello che veramente ci piace. Verissimo. Torneremo poi nel discorso infelicità, perché è uno degli aspetti che più mi piace. Però partiamo adesso da te. Quando è iniziato questo tuo viaggio? Allora, questo mio viaggio è iniziato sicuramente durante il periodo di lockdown, nel quale tutti avevamo tanto tempo a disposizione. Che ha cambiato tante vite. Sì, è stato, ma infatti tanti dicono che probabilmente si divide la popolazione in due, quelli che quel periodo l'hanno un po' subito
e quelli che invece l'hanno sfruttato come opportunità per cambiare qualcosa o per fare qualcosa di nuovo. Io seguivo già il dottor Ongaro, che è un ex medico degli astronauti, che è stato fra i primi in Italia a parlare di stili di vita, di longevità, e lo seguivo però per l'alimentazione e cercava degli operatori sanitari, un po' di tutte le professioni sanitarie, per insegnare un po' quelle che erano le tecniche del coaching. Io l'ho presa come opportunità per avere nuove caratteristiche da poter utilizzare con i miei pazienti, solo che poi quel lavoro su me stesso in particolare mi ha portato a capire che appunto una delle leve che dovevo assolutamente muovere era quella del lavoro, perché era quella che mi stava condizionando di più. Quindi è passato da essere parte integrante del tuo lavoro a essere il tuo lavoro. Esatto. Ho visto che su di me aveva funzionato tantissimo, perché poi sono praticamente rinato a livello di soddisfazione personale, di felicità, che ho voluto fare in modo che tutte le persone potessero accedere a quello che ho fatto io, perché non credo che sia una cosa difficile da fare. Ci vuole solo sicuramente un po' di impegno e di curiosità. Adesso ci addentriamo un po' in quello che è il vero lavoro tuo, però prima di tutto aiutami a capire e aiuta a capire a chi ci ascolta che cos'è un longevity coach e in cosa si differenzia da quella che può essere una figura come il nutrizionista o un personal trainer. Certo, il longevity coach è una figura che innanzitutto va a racchiudere quelle che sono un po' chiamiamoli i fondamenti di una vita sana, quindi l'alimentazione, l'allenamento fisico, il lavoro mentale, e ha delle nozioni di base che possono andare bene un po' per tutti, perché ovviamente ognuno ha bisogno di prescrizioni o comunque di piani personalizzati a un certo livello, però ci sono delle cose che alla base fanno bene un po' a tutti. Facciamo un classico esempio: se mangiamo più verdure di sicuro non stiamo facendo del male a nessuno. Certo. O se eliminiamo gli zuccheri non stiamo facendo male a nessuno, forse probabilmente a un diabetico in crisi ipoglicemica, ma quelli sono casi eccezionali. Quindi nutrizionisti e personal trainer sono delle persone con le quali io stesso collaboro quando il mio cliente ha bisogno di un intervento specifico, personalizzato su quell'abitudine, quindi anzi su quel fondamento, scusa, quindi sull'alimentazione o sull'allenamento fisico. Quindi ci sono delle cose che vanno bene un po' per tutti e sono queste che sono sempre l'inizio di un cambiamento, perché si inizia con un piccolo passo sempre, altrimenti si arriva ai fallimenti. Quali sono i pilastri su cui si basa il tuo metodo di lavoro? Ci sono dei pilastri fondamentali. Alcuni abbiamo già detti: l'alimentazione. Sono fondamentalmente quei tre: l'alimentazione, l'attività e allenamento fisico e poi il lavoro mentale. Il lavoro mentale possiamo anche includere quelle che sono le routine giornaliere, non so, di igiene del sonno, di ottimizzazione delle nostre energie durante la giornata, di meditazione, tecniche di respirazione, tutte queste tecniche che servono a fare in modo di principalmente abbassare lo stress, che diciamo che è la malattia del nuovo secolo. Siamo tutti stressati e tutti pensiamo che sia normale essere stressati. Non è normale essere stressati. Noi non siamo nati per essere perennemente stressati, tant'è che la risposta allo stress è una risposta che nasce ovviamente con l'evoluzione dell'uomo ed era più che altro un meccanismo per permetterci la sopravvivenza, perché serviva o a scappare o a combattere. Certo. Al giorno d'oggi diventa un po' difficile rispondere in questo modo quando magari ci viene quando ci viene lo stress durante una riunione di lavoro o al pranzo con nostra suocera. Non possiamo né picchiarla né scappare. Al massimo un bel mal di pancia. Sì, esatto. Una delle cose che mi incuriosisce di più è l'importanza della respirazione. Quindi la respirazione è fondamentale ed è uno dei punti nei quali durante la mia formazione mi ha un po' aperto un mondo, perché noi non ci diamo neanche importanza alla respirazione, perché è un meccanismo automatico, va da solo. Però è un meccanismo importantissimo, perché se non respirassimo moriremmo subito. Esatto.
Però è uno di quei meccanismi del nostro corpo, anzi probabilmente l'unico dei meccanismi automatici che è anche sotto il nostro controllo, perché noi possiamo decidere di cambiare il nostro ritmo respiratorio, ovviamente con l'allenamento, anche in quel caso, però in questo modo andiamo a influenzare il nostro corpo proprio con la respirazione. Ve ne sarete tutti resi conto durante un attacco di panico o prima dell'attacco di panico, comunque una reazione da stress accelera il nostro respiro. Così quando stiamo dormendo, se guardate per esempio i bambini hanno un ritmo respiratorio lentissimo, proprio perché sono molto rilassati in quel momento. Però, come hai detto tu, si può controllare, è uno di quelli che si possono controllare. Assolutamente sì, tant'è che ci sono tante tecniche respiratorie che anche utilizzate quasi al momento fanno cambiare il nostro stato d'animo. È conosciuta per esempio quella che è la respirazione quadrata o la respirazione tattica, che è una tecnica respiratoria che ci permette di focalizzarci a svolgere un certo compito e anche, diciamo, a resettare quello che può essere il nostro stato d'animo dopo un momento magari di sconforto, un momento di rabbia, che ci aiuta a ritornare invece pronti per magari un nuovo compito. Come nasce un percorso di cambiamento con te? Si parte da una fotografia iniziale della persona per poi attuare tutta una serie di cambiamenti. Sì, partiamo innanzitutto dal conoscerci bene, perché io devo sapere, io sono come un tassista. Se tu non mi dici dove vuoi arrivare, io la strada non Ok. la conosco. Se tu invece mi dici, guarda, i miei problemi o comunque i miei obiettivi da raggiungere sono questi, allora assieme strutturiamo il nostro percorso per arrivarci. Ovviamente la fotografia che dicevi tu serve per conoscere quella persona perché ognuno di noi deve prima di tutto conoscere quelli che sono i propri punti di forza e i propri punti deboli. Tutti ce li abbiamo, però si può sempre lavorare per migliorare in qualsiasi caso. Quindi utilizzare i nostri punti di forza come magari come perni sui quali muoverci e i nostri punti deboli come punti di partenza sui quali poter migliorare. Io faccio da acceleratore del cambiamento, se vogliamo proprio sintetizzare la mia professione. Prima stavamo parlando e abbiamo detto che adesso l'aspettativa di vita è notevolmente più alta rispetto a quelli che potevano essere anche 50 anni fa. Sì, Però allo stesso tempo si vive anche più male. Perché c'è questo? eh, vorrei poterti dire che non è sotto il nostro controllo, ma come visto anche dagli ultimi studi che ha fatto lo stesso Ministero della Salute, pensate che il 70% delle malattie croniche che ci portiamo avanti, soprattutto dopo i 60-65 anni, sono dovute a stili di vita sbagliati. Mangiamo malissimo, e lo sappiamo tutti, non ci alleniamo, in Italia c'è il record di sedentarietà in Europa e poi abbiamo detto prima, siamo tutti sotto stress. Quindi i tre grandi nemici del mondo odierno diciamo che sono l'alimentazione, la sedentarietà e lo stress. Assolutamente sì, anche perché su questo abbiamo degli esempi che sono stati fatti, degli studi che sono stati fatti sugli astronauti, che sono importantissimi da questo È punto quello di che ti stavo vista. per chiedere. L'ho letto nei tuoi occhietti. Questi sono stati meravigliosi, perché? Perché nello spazio il tempo corre molto più veloce, soprattutto a livello di invecchiamento, perché in assenza di gravità un astronauta in 6 mesi invecchierebbe come se stesse 10 anni sulla Terra, se non attuasse delle contromisure. Tant'è che negli ultimi decenni tantissime delle spese, degli investimenti che sono stati fatti dalle agenzie aerospaziali sono stati fatti per permettere agli astronauti di potersi allenare contro gravità in Ok. assenza di gravità. Certo. Perché? Perché comunque si è visto che non è che perdiamo muscoli perché invecchiamo perché perdiamo muscoli. E tant'è che questo processo è stato evidentissimo negli astronauti che rientravano dalle missioni spaziali e la prima cosa che dovevano fare era riprendere quella massa muscolare che avevano perso e andavano quasi a annullare quello che era stato l'invecchiamento durante la missione.
E quindi grandi risultati. Grandissimi risultati, anche perché sono di una importanza secondo me assoluta. Noi sappiamo, grazie agli astronauti, in anticipo cosa succederebbe, però continuiamo ovviamente a fare ad avere delle cattive abitudini. Questo è uno degli argomenti che solitamente viene fuori quando si parla, sai, degli astronauti e si dice: ma perché si spendono così tanti miliardi per tenere gente nello spazio quando c'è tanta gente che muore di fame qua? In realtà è tutta ricerca che viene portata avanti per migliorare la vita sulla Terra. Certo, poi ovviamente possiamo fare tanti discorsi su come vengono spesi i soldi, però Certo. parlare di soldi completamente buttati direi di no, anche perché questi sono studi che se tutti veramente, ai quali dessimo tutti veramente importanza, sarebbero secondo me senza valore. Sapremo già cosa succede nel futuro. No, perché poi magari la cosa divertente è che viene detto da gente che spende magari 2000 euro all'anno in sigarette. Assolutamente sì. Quindi- O che spende lo stipendio mangiando a McDonald's. Esatto. Io ogni tanto ci mangio. Però quello è lo sgarro, che non ne hai avuto ancora i nutrizionisti, te lo diranno tutti, lo sgarro è sempre ammesso all'interno di un piano nutrizionale. Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare per, diciamo, quantomeno per stare bene. Però perché è così difficile metterlo in pratica? Beh, è difficile innanzitutto perché è lo stesso nostro corpo che ci mette i bastoni fra le ruote. Noi veniamo da millenni, anzi decine, centinaia di migliaia di anni di evoluzione della specie umana, nella quale fondamentalmente il cibo scarseggiava. Quindi il nostro corpo si è abituato a fare in modo che quando c'era la fortuna di trovare più cibo del solito, questo veniva immagazzinato, ad esempio. Quindi perché fare una dieta restrittiva è così difficile? Perché il nostro stesso corpo dice: ma come? Fino a ieri potevamo mangiare tutto quello che volevamo, ma perché non scendi giù al supermercato che abbiamo fame? E dallo stesso, dall'altro lato, parlando di sedentarietà, proprio perché si viveva in condizioni di restrizione calorica, il nostro corpo dice: ma perché ti dovresti alzare dal divano? Stiamo così bene. Perché dovresti andare a sudare, a faticare? Quindi consumiamo energie. Perché vuoi consumare energie? Quindi diciamo che è rimasta nel corpo una memoria genetica di centinaia di migliaia di anni, che è iniziata migliaia di anni fa. Sì, si stima che le ultime modificazioni genetiche della specie umana veramente importanti risalgono a 180.000 anni fa, quindi abbastanza recenti per la storia dell'uomo. E queste ce le portiamo appresso, un po' come il meccanismo della reazione da stress che abbiamo nominato prima. Ci serviva perché a quei tempi, quando incontravamo la belva, o la dovevamo affrontare o dovevamo scappare. Questo ci è Certo. rimasto. Qual è il ruolo delle neuroscienze nella costruzione di nuove abitudini? Allora, le neuroscienze negli ultimi anni ci hanno portato quasi a volte a dei ribaltamenti delle conoscenze pregresse, soprattutto nella formazione delle abitudini, perché veniamo comunque da una generazione che ci ha insegnato che l'importante è la costanza, la forza di volontà, il metterci impegno, ma noi alla fine facciamo le cose che ci piacciono, quindi bisogna cercare un modo per riuscire a fare qualcosa che magari all'inizio ci sembra che non ci piaccia, però nel lungo periodo sappiamo benissimo che ci può fare molto meglio. E se facciamo qualcosa contro voglia? Se facciamo qualcosa contro voglia è un fallimento assicurato. Soprattutto se non abbiamo trovato una motivazione. Ecco, quello è veramente la scintilla che fa scattare un po' il tutto. Ma anche se per brevi periodi. Beh, per brevi periodi, allora sì che ti do ragione a chi parla di forza di volontà, perché la forza di volontà ce l'abbiamo un po' tutti, l'abbiamo tutti testata magari nelle prime 2 settimane in cui ci siamo iscritti in palestra e siamo andati tutti i giorni, per poi dalla terza settimana vedere 2 gocce di pioggia e dire: ma quasi quasi oggi non mi alleno, c'è brutto tempo, perché non abbiamo visto i risultati. Un altro discorso è quello: molte volte ci mettiamo delle aspettative troppo alte rispetto a quelle che con i nostri punti di forza e punti deboli non siamo capaci di poter raggiungere in quel periodo. O magari perché molte volte vogliamo tutto e subito.
Noi siamo la generazione del tutto e subito. Beh, se ci pensi, parliamo di tecnologia, come abbiamo detto prima, della formazione, ma anche solo il fatto di ci viene un qualsiasi dubbio. Adesso prendiamo il cellulare e ci togliamo subito quel dubbio. Prima dovevamo andare in biblioteca e consultare tutte le È vero. enciclopedie del mondo e ci passava la voglia e quindi ce ne fregavamo. Però forse noi siamo ancora in quella fase generazionale di transizione che ha Sì, conosciuto sia il vecchio che il nuovo. esatto. Infatti per alcuni si dice che siamo i più stressati da quel punto di vista. Mi spieghi la filosofia del non serve fare di più, ma fare meno e meglio? Questa è una bella domanda, bravo. Allora, avremmo tutti sperimentato a volte quando siamo oberati di impegni che ci alzano tantissimo il livello dello stress e che quindi ci sentiamo molto stressati, tante volte cosa facciamo? Ci impegniamo ancora di più, cerchiamo altri nuovi impegni che magari sono anche sicuramente più facili, ma la maggior parte delle volte non sono importanti. Facciamo fatica a distinguere le cose importanti da quelle veramente necessarie. Ed è quello che volevo intendere col fare di meno, ma scegliere le cose veramente importanti da fare, piuttosto che concentrarsi su quelle che magari, se ci pensiamo poco a poco, tanto importanti non sono. Parliamo un attimino del tuo lavoro, diciamo proprio a contatto col cliente. C'è un percorso particolarmente significativo tra le persone a cui hai prestato il tuo servizio che ti è rimasto più impresso per magari, non lo so, per il cambiamento, per la qualità del cambiamento? Ma allora, il primo che mi viene in mente sicuramente è quello di un calciatore che si è rivolto a me dopo un brutto infortunio al ginocchio. È rientrato in campo addirittura un mese prima del dovuto. Abbiamo fatto un lavoro mentale, ha fatto un lavoro mentale perché io sono Beh, il certo. tassista. La cosa che mi differenzia dal mio ex lavoro di odontoiatra è che lì la responsabilità sì era mia più che altro, perché io riportavo la salute, ma in questo caso se il mio cliente non fa niente io non posso fare le cose al posto suo. Questo ragazzo ha fatto un lavoro davvero importante a livello mentale, si è laureato nel frattempo, si è ripreso al massimo, rientrato prima del dovuto, aveva anche cambiato squadra, quindi immaginate il carico mentale di questa situazione. Certo. Lui vissuta benissimo, contentissimo e ha fatto una delle sue migliori stagioni da quando gioca. E quindi un cambiamento molto importante per la persona. Importantissimo. Ovviamente ci sentiamo ogni tanto per aggiustare un po' il tiro e lui è praticamente ormai va con le sue gambe, non ha più bisogno Ok. del mio aiuto attivo. E quali sono le difficoltà che incontri più spesso parlando con le persone? La difficoltà probabilmente più grossa è quella di abbassare le proprie aspettative, perché tutti partiamo sempre con aspettative troppo alte rispetto a quelle che possiamo veramente raggiungere. E cosa succede? Che ovviamente non raggiungendole arriva l'insoddisfazione, l'infelicità e la rinuncia. Quindi io lavoro spesso su questo, sull'abbassare tanto le aspettative della persona, soprattutto all'inizio, perché all'inizio non dobbiamo cercare i risultati arrivano dopo. La cosa importante davvero è creare l'abitudine e mantenerla costante nel tempo. Quanto conta la motivazione e la struttura del percorso che porti avanti con i tuoi clienti? Beh, la motivazione è importantissima. Se noi sappiamo il perché vogliamo fare qualcosa, allora riusciamo a trovare il come poterla fare. Se noi non abbiamo una vera motivazione che ci spinge a farlo, ma solo per un generico sì, perché starei meglio, non funziona. Se ho una vera motivazione, allora sì che funziona. E strutturare il percorso ovviamente tiene conto delle motivazioni di una persona e si lavora più su quelle che sull'obiettivo che vuole raggiungere. Al di là di migliorare la propria vita o del proprio lavoro,
C'è una cosa che accomuna tutti, o più o meno tutti, che sono le passioni. Tu ne hai una che è quella della chitarra. Sei chitarrista. E questo quanto incide nella tua vita? Beh, la musica, in particolare la chitarra, fa parte della mia vita quotidiana e diciamo che ho fatto anche il coach di me stesso a livello chitarristico, nel senso che metto nello studio della chitarra le stesse nozioni che metterei in un piano di percorso di crescita personale. E quindi non so, faccio un esempio, un assolo che dovevo imparare di un certo pezzo, Mr. Crowley. Bellissimo. Ho messo in pratica di cui parlo con i miei clienti, quindi lo facevo a una velocità dell'1% maggiore ogni giorno. Questo, la matematica mi fa dire che al 100° giorno io sono arrivato al 100% della velocità. Poi ci potrebbero essere giorni in cui non riesco ad andare avanti dell'1%, pazienza, ci metterò anziché 100 giorni 150, ma l'importante è non focalizzarsi sull'obiettivo finale, perché altrimenti io al 3° giorno che non riesco a farlo alla velocità normale rinuncerei a imparare quella solo. E questo è un chiaro esempio che la perseveranza e la costanza portano a dei risultati poi alla fine. E soprattutto di non percepirlo come un ostacolo da superare, perché l'1% di velocità è quasi impercettibile a distanza di un giorno dall'altro. Il creare abitudini e comunque anche migliorare le proprie doti in qualcosa è perché si dice che è una questione di tempo? Proprio perché il nostro corpo ha bisogno di fare quelle connessioni tra le cellule che poi creano, in questo caso, i movimenti. Ci vuole del tempo, non può essere una cosa immediata, non siamo delle macchine. Certo. Siamo degli esseri viventi e dobbiamo pensare che ogni cellula contribuisce alla crescita del nostro corpo. Noi ci siamo conosciuti in palestra diversi anni fa, facendo una disciplina che adesso non c'entra niente con quello che stai facendo tuttora, perché adesso tu sei passato al calisthenics. E come ha cambiato la tua vita? Ma allora, guarda, il calisthenics è stata una riscoperta. Nel senso che io da bambino mi ricordo che a casa c'era una sbarra di quelle che si mettono in corridoio tra una parete e l'altra. Io stavo tutto il giorno attaccato a questa sbarra. A fare le trazioni. Sì, trazioni o a fare un po' la scimmia quasi. Ok. E il calisthenics però non lo conoscevo bene, nel senso che io pensavo fosse solo quelle classiche pose che si vedono dai grandi atleti. In realtà il calisthenics è una delle ginnastiche più antiche della specie umana. Già i greci facevano quello che oggi potrebbe essere definito calisthenics. Ed è bello perché io ogni giorno con questo allenamento spingo il mio corpo quella piccola percentuale che dicevamo prima in più. Quell'1%. Sì, o comunque quella può essere il 5, il 6, e deve essere comunque una percentuale che non ti fa sentire la fatica, non te lo fa sentire come un ostacolo inarrivabile. E che rientra nel fattibile, quindi. Esatto, bisogna creare delle cosiddette sfide vincibili. È così che accresciamo la nostra autostima e riusciamo a continuare un percorso di crescita. 3 piccole azioni concrete che chi ci ascolta, chi guarda questo episodio può, iniziare a intraprendere nella propria vita per migliorarla. Le mettiamo per ogni fondamento, per esempio. Sì. Partiamo dall'alimentazione. L'alimentazione, vabbè, sarò ripetitivo rispetto a tutti i nutrizionisti, l'abbiamo detto prima, magari sicuramente aumentare le verdure e eliminare il più possibile quelli che sono gli zuccheri, perché noi siamo abituati che veniamo da decenni nei quali i grassi sono stati demonizzati, ma ricordiamoci che sono gli zuccheri in eccesso che diventano grasso, e quindi se noi eliminiamo gli zuccheri in eccesso riusciamo poi a ridurre quello che è il nostro apporto di grasso. Il problema è che ci siamo molto americanizzati con le abitudini alimentari e Sì. loro non sono certo un esempio di vita. Assolutamente no. E la cosa brutta è che parlando dell'America però ci fa
vedere le cose in anticipo. Come gli astronauti. Esatto. In America il 90, più del 90%, adesso non ricordo la percentuale esatta, più del 90% della spesa pubblica americana è rivolta a persone che hanno più di 5 patologie croniche nello stesso momento. La spesa sanitaria. Quindi è una cosa anche sostenibile, l'essere in salute. Certo. Più sei in salute, meno lo Stato spende. Esatto. E le cose gravi riesci a prenderle anche un po' prima. Poi è ovvio che ci sono quelle malattie che sono imprevedibili, su quelle non ci possiamo fare niente. Però se ci diamo la zappa sui piedi da soli, quello magari possiamo evitarlo. È vero. Sedentarietà. Beh, muovetevi. Sembra facile, vero? Ma guarda, allora, sembra quasi uno scherzo, ma io con molti miei clienti, il primo passo che facciamo per uscire dalla sedentarietà sono cose veramente banali, tra virgolette, ma che hanno dei risultati altissimi. Passeggiare attorno al proprio quartiere, anzi, al proprio isolato addirittura. Che può sembrare una cosa banale e semplice, ma in realtà è già un cambiamento. Certo, l'importante è farlo sempre con la mentalità come se fosse un vero e proprio allenamento, quindi ci si veste come per andare in palestra, ci si mettono le scarpe da ginnastica, i pantaloncini, la maglietta, come se stessimo andando in palestra. L'importante è quello è farlo tutti i giorni. È una Creare cosa un'abitudine. Si crea così l'abitudine. Non dobbiamo pensare al risultato, perché altrimenti finché non facciamo 10 km al giorno non avremo risultati. Ma dobbiamo iniziare dal minimo per riuscire ad arrivare a un certo risultato. O un altro esempio potrebbe essere fare una flessione al giorno, 2 flessioni al giorno. Se non vogliamo fare le flessioni facciamo gli squat. 1 squat al giorno, è una cosa che tutti possiamo fare in qualunque momento della giornata. Però ripetuta nel tempo crea la vera abitudine. Poi una volta che l'abitudine è una volta che l'abitudine è creata, allora si lavora sull'incrementare il risultato, sul raggiungere un risultato. Ma prima non possiamo raggiungere i risultati se non abbiamo creato l'abitudine. Allora, un consiglio sicuramente, abbiamo detto che siamo tutti stressati, quindi qualcosa per ridurre lo stress. Allora, basterebbe magari soffermarsi e fare dei respiri profondi durante la giornata a intervalli regolari, ad esempio ogni 2 ore. Ecco, ricordiamocelo magari con un timer che ci ricordi di fare questi respiri, e questo può essere già un punto a nostro favore per iniziare con pochissimo. I più intraprendenti magari possono andare a cercarsi o chiedermi se hanno bisogno di informazioni sulla respirazione tattica, e questa fatta in più momenti della giornata sicuramente porta dei grossi risultati a livello di gestione dello stress anche in brevi tempi. 3 consigli direi fondamentali, ma ad alcuni possono sembrare anche banali, nel senso, ah sì, e cosa ci voleva? No, però ci devi pensare anche a queste cose. Sì, e soprattutto le devi fare. Se è vero che bisogna muoversi, è anche vero però che bisogna trovare il tempo per se stessi e per il riposo, perché anche il riposo è fondamentale. Beh, il riposo è fondamentale per il nostro corpo, è il momento nel quale il nostro corpo veramente cresce a livello muscolare, ad esempio, c'è il ricambio cellulare, vengono eliminate le sostanze tossiche dal nostro corpo, ed è appunto un momento lunghissimo, se ci pensiamo, perché sono 7-8 ore che riesce a farle, nelle quali il nostro corpo sta comunque lavorando per migliorarsi. Parliamo di 1/3 della giornata comunque. Assolutamente sì, è per questo che è molto importante. E infatti è importantissimo conoscere quelle che sono, diciamo, le nozioni di igiene del sonno cosiddetta, perché se noi dormiamo 7-8 ore a notte ma non facciamo un sonno di qualità, praticamente è come non aver dormito, perché durante quel periodo di tempo il nostro corpo non ha svolto quelle funzioni che servivano per rigenerarlo. Io ti ho detto è 1/3 della giornata, però se ci si pensa è 1/3 della vita il sonno. Quindi
Forse da qui si può capire l'importanza di un riposo adeguato. Sì, assolutamente. Guarda, anche lì, vissuto sulla mia persona. Io ormai da quando ho iniziato questo percorso ho impostato il mio orario di chiusura di tutto, nel quale abituo il mio corpo a spegnersi praticamente. Lo porto a risparmio energetico Ok. per invogliarlo al riposo. E la mattina mi sveglio veramente riposato, cosa che prima non mi succedeva così spesso. Quante persone si svegliano la mattina e vorrebbero rimanere ancora 2 ore nel letto o, Presente. o bestemmiano in greco perché è arrivata una nuova giornata. Se qualcuno si è incuriosito e volesse saperne di più, dove ti può trovare? Allora, io ho il mio canale, i miei canali social, Facebook e Instagram in particolare, e poi il mio sito internet, nel quale metto a disposizione delle guide gratuite sul sonno, sul sonno, qualcosa anche sull'alimentazione e sulla gestione del tempo. E poi c'è l'ultima cosa che ho messo a disposizione, un questionario gratuito per per fare una valutazione del proprio stile di vita e ricevere già dei consigli personalizzati da parte mia su come migliorare il proprio stile di vita. Questo sul sito internet Sul sempre. sito internet www. www.giovannicuguttu.it. Ok. Progetti futuri? C'è qualcosa che puoi dirmi? Collaborazioni, cose particolari che magari stai preparando e che ancora non hai annunciato, ma puoi, diciamo, dire? Ho in programma una collaborazione con un'azienda che ha richiesto il mio aiuto per quanto riguarda il welfare dei propri dipendenti, dove andremo appunto a parlare di stili di vita, su gestione del tempo, gestione del Ok. riposo, gestione di alimentazione e allenamento, e poi anche una futura collaborazione con una squadra di calcio del territorio, nella quale parleremo di come migliorare in quel caso le prestazioni sportive, ma sempre partendo dalle abitudini giornaliere e lo stile di vita. Giovanni, ultima domanda. Sono un po' triste perché questa è la domanda di chiusura del podcast e sarà l'ultima per questa prima stagione. Però ti devo chiedere, ma tu sei con o senza lattosio? Ci devo pensare. Ma sì, io sono con lattosio, sicuro. Ok, allora mi dispiace un po' chiudere la prima stagione così, però purtroppo non si sceglie. Vabbè, dovevo dire senza lattosio. No, assolutamente. Non mi chiami più. Mi cancelli il numero. No, il bello del podcast è questo, che ci sono persone di tutti i tipi, con o senza problemi. Io rientro tra quelli con i problemi. Sì, per quello infatti mi sono dato con lattosio. Gio, grazie mille per questa chiacchierata. È stato veramente bello scoprire il tuo lavoro e quello che fai. Grazie a te Carlo di avermi ospitato e di avermi dato questa opportunità bellissima in un posto tra l'altro veramente meraviglioso. Ti ringrazio, è stato un piacere. E ringrazio tutti voi per avermi seguito in questa prima stagione. È stato bellissimo potervi raccontare le vite e il lavoro di tutti gli ospiti che con grande piacere hanno partecipato. Io vi aspetto per la seconda stagione di Senza Lattosio, che partirà a novembre. Come sempre vi invito a seguirmi sul canale YouTube. Grazie a tutti, ciao.